Sono le 20:27 dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio Alps Hockey League, la Hockey Night su hockeycortina.it per lo streaming e su radiocortina.it o sulle semplici frequenze via etere per ascoltarci solo via radio. Se volete seguire le immagini, ancora ve lo ricordo, andate sul sito di hockeycortina.it, in alto a destra c'è la casellina streaming, connettetevi, acquistate il biglietto del match perché questa sera siamo pronti ad assistere a un match molto importante e sicuramente sarà molto gradevole e combattuto fino alla fine, perché ci si gioca punti per la Alps Hockey League e punti per il campionato italiano. Luca Zardini Acerelli è qui accanto a me, ormai consolidato, confermatissimo dalla prima apparizione sia via radio che via streaming, Mario Pizzamore. Ciao Mario, buonasera. Ciao Luca, buonasera a tutti i telespettatori e radioascoltatori, buonasera a tutti. Vipiteno sul ghiaccio in maglia bianca, casco nero dalla vostra sui monitor, dalla vostra sinistra verso destra, in maglia azzurra e casco bianco dalla destra verso sinistra il Cortina. Vi leggiamo subito il line up delle due formazioni che scendono sul ghiaccio questa sera. Per quanto riguarda il Vipiteno, i Viptal Broncos diretti da White Cotton, questo è il coach del Vipiteno confermato dalla passata stagione, schiera 4 linee come il Cortina. Nella prima c'è Dante Hanun, Trevor Gooch, René De Luca in difesa, Solaruf, Oberdorf, la seconda con Schnitzer, Mantinger, Gander in difesa, Nikolai Ackhofer, la terza con Ryan Valentini, Paul Eisender e Krusselburger in difesa, Mesner che ha anche un passato a Cortina, Dominic Bernard lato terzino, la quarta con Schnitzer, Planacher, Erlacher, Schnitzer, Johannes e Nalin Davide. Quasi tutto pronto per l'ingaggio iniziale. La prima linea sul ghiaccio, come diversamente da Referto, scende quella ormai consolidata nelle ultime partite con Cazzola, Gritopoulos e Edison Cotton. Per il Cortina in difesa ci sono Mike Zanatta e Phil Pietroniro, Jules Pac centropista, disco che arriva dalle parti di Reinhard. Ricordo, i due si alternano, Rabanser, il classe 2000 del Vipiteno, si alterna con il giovane straniero Johnny Robert Reinhardt, questa sera a difesa dei tubi rossi del Vipiteno. Una partita che, come dicevamo, vale per il campionato italiano e come abbiamo ricordato anche nella trasmissione radiofonica di Spinorama, importantissimo questa sera è vincere, Mario, perché appunto valgono punti doppi. Il Cortina piange un po' nella classifica dell'Alps Hockey League, mentre sta meglio per quella del campionato italiano, ma deve stare molto attento. Assolutamente sì, caro Luca, punti doppi, come hai detto benissimo. Cortina che deve difendersi dall'attacco in classifica del Fassa per accedere alle 4 migliori per il campionato italiano. Il tiro di Larker, prima vera parata del match, che arriva dopo 42 secondi di Johan Reinhardt, il portiere appunto del Jonathan Reinhardt, il portiere del Vipiteno. Il Cortina schiera ufficialmente da Referto, prima linea con Sanna, Adami, De Zanna, Luca Zanatta e Larker che ancora lui il disco al centro, molto buono questo, e arriva il primo gol del Cortina con il gol di Sanna. La buona iniziativa di Larker che mette un disco al centro molto interessante, poi sul rebound di Reinhardt riesce a spingere il puck in fondo alla rete dopo soli 49 secondi. Marco Sanna, il numero 5, che da poco ha compiuto anche 24 anni. Cortina inizia subito bene questo match con la linea rivoluzionata con Adami, Sanna e appunto Ronny De Zanna. Poi vedremo scendere sul ghiaccio quella che è la terza linea con Chad Pietroniro, Luca Barnabò e Tommaso Alverà. La quarta invece sarà con Andrea Moser, Giovanni Toffoli e Noah Zardini Acerelli. Ancora Cortina avanti, Adami dietro la gabbia, cerca di distogliersi dalla marcatura, arriva in suo soccorso Sanna, puck sulla blu per Larker che saggiamente fa circolare il puck ancora in balaustra, dietro la gabbia, puck al centro, si muove bene anche sulle ali dell'entusiasmo la linea di Adami dopo il gol appunto di Marco Sanna. Un Vipiteno che non sta, dopo un inizio di stagione molto promettente, sta avendo grandissime difficoltà sia nella classifica di Alps Hockey League che in quella in campionato italiano, quindi anche per il Vipiteno sono punti fondamentali questa sera da portare via dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina. Ricordo, siamo in diretta via radio e sullo streaming di Hockey Cortina in parallelo la cronaca di Mario Pizzamore e del sottoscritto Luca Zardini Acerelli. Buon inizio Mario del Cortina, bella la marcatura, buona iniziativa soprattutto del giovane Larker. Assolutamente sì, bravissimo Larker sulla blu, tira verso la porta del Vipiteno, un tiro alla ricerca della deviazione, rebound di Reinhardt e sveglio e attento Sanna a insaccare a porta vuota. Barnabò nell'angolo,
disco sulla blu per Cortina con molta iniziativa, adesso il tiro adesso violento e poi ci prova il fratello Pietroniro, prima Phil dalla blu e poi Chad in rebound, niente da fare, questa volta è bravo a non concedere spazio Jonathan Reinhardt. Ci sono altre partite attive questa sera, il Lubiana sta vincendo 4-1 con il Renone in casa, mentre il Lustrano sta pareggiando col Ferkirch sul ghiaccio dei Leoni Verdi, sul campo adesso la quarta linea. Phil Pietroniro, disco recuperato da Dreo Moser con un po' di difficoltà, riesce ad alzare il disco Nazani e Selli che lo porta avanti, a Confer controlla però dall'altra parte per l'impostazione del Vipiteno. Cortina gioca molto bene finora in questi primi 2 minuti e mezzo, molto concreto in zona neutra. Phil Pietroniro, disco lungo per Andrea Moser, non preciso il pack, arriva proprio Phil Pietroniro che ha la tendenza a spingere molto con il pack sulla stecca, qui fa tutto molto bene però, cerca Mike Zanatta che fa girare il pack sempre in carosello dietro la porta per Noazani Cedelli che lo lascia scivolare, non accompagna da servire, poi prova a trattenerlo, un po' in difficoltà qui, può portare via il disco il Vipiteno, non c'è liberazione vietata, anzi sì, arriva il fischio. Ovviamente presentiamo in questa occasione anche i signori arbitri di questa sera che sono Federico Stefanelli, Omar Pigné, il linesman, Mattias Cristeli e Michele Slaviero. Sulla panca dei Broncos c'è Dustin White Cotton, su quella del Cortina Ivo Maasca. Buonasera anche a tutti i tifosi del Vipiteno che stanno seguendo lo streaming su hockeycortina.it o quelli che si affidano alla radio, radiocortina.it. 3 minuti giocati, ricordo 1-0 per il Cortina, gol di Marco Sanna. Tutto da rifare al face-off alla sinistra di Jonathan Reinhardt. Cazzola, uno specialista, d'altra parte un altro bravo nella contesa dell'ingaggio che è Dante Hanun in prestito dal Bolzano. Disco scaricato, ritroso con un po' troppa fretta da parte di Cazzola, deve recuperare il Cortina. Tra i pali ancora Martino Vadarin. Mario, lunga assenza, intervallata solo dalla presenza della partita contro il Renon per Marco De Filippo, prima problemi di Covid, poi problemi fisici e poi ancora problemi fisici. Purtroppo sì, assente De Filippo, rimpiazzato benissimo da Valledarin fino a questo momento, speriamo comunque che Marco possa riprendersi presto. Certo, avere 2 portieri così, senza nulla togliere al bravo Sandro Lancedelli che è ancora giovanissimo, è un 17enne che sta giocando, o almeno sta facendo presenza in praticamente tutte le partite quest'anno in panchina, comunque esperienza anche questa buona, insomma, da vivere lo spogliatoio, vivere la squadra, vivere l'ambiente della prima squadra. Fa benissimo anche un giovane che del resto effettivamente poi nella sua categoria è fermo, perché l'Under 19 potrebbe riprendere dopo l'Epifania così come gli altri settori giovanili, e questo è il nostro augurio, che anche i giocatori che si stanno allenando ovviamente possano tornare effettivamente a confrontarsi con le altre formazioni. Fondamentale per tutte le categorie ovviamente non perdere troppo tempo, non lasciare ovviamente modo di tante volte di perdere anche il ritmo partita, ovviamente per quanto riguarda la crescita dei giocatori in futuro. Assolutamente sì, il settore giovanile per tutte le squadre e a maggior ragione per il nostro Cortina è ossigeno puro. Sandro deve assolutamente sfruttare il tempo e le occasioni che ha sia in allenamento sia durante le partite per rubare il più possibile sia da Martino in questo momento sia da De Filippo. Ecco, l'unico giocatore fisso dell'anno 19 che gioca con ormai regolarità invidiabile appunto è Rico Larker, che ha trovato spazio vicino a Luca Zanatta, si sta distinguendo molto bene, in più per lui appunto, come abbiamo notato in questa fase di campionato e come sarà in futuro, la crescita sarà sicuramente esponenziale visto la compagnia che trova in difesa e quindi la capacità anche di apprendere, conoscendo anche l'umiltà e la capacità di interagire di appunto Rico Larker. Disco perso in zona neutra, si lascia un bel varco qui per il Vipiteno, forse un po' troppo altruista nell'azione, se non sbaglio abbiamo perso, ecco, Valentini, quindi la terza sul ghiaccio. Valentini prova un tocco cercando Krusselberger, pack che va oltre la porta di Martino Medarina. Adami con rimbalzo e balaustra, passaggio preciso qui per Sanna, tiro smorzato dalla stecca di un difensore del Vipiteno che prova a ripartire.
carica vuoto di Cordiano, perde l'equilibrio comunque il giocatore Vipiteno. Cortina un pochino confusionario adesso, può andarsene Tom Verà, il tiro troppo fuori, Barnabò recupera un buon pack sulla blu, ancora Barnabò, il tiro anche questo un pochino strozzato dalle stecche dei Broncos, in qualche maniera ci ha provato Tommaso Alverà. Molto attivo il Cortina in questi primi 5 minuti e mezzo, anche se ha perso forse un attimino di lucidità difensiva, ecco, senza compiere nulla di sbagliato assolutamente, però ovviamente il Vipiteno ha tirato fuori la testa dopo essere andato in svantaggio, ricordo solo dopo 42 secondi il gol di Marco Sanna. Il buon forecheck qui di Chad Pietroniro su Reinhard non permette quindi di giocare il disco alla squadra altoatesina. 5 minuti e 14 secondi, scusate, 34 secondi giocati. 1-0 Cortina, ingaggio alla sinistra del portiere del Vipiteno. Tutto da rifare. C'è Ivo Macca a colloquio con gli arbitri. Qualche chiarimento? Mario, hai intravisto qualcosa? Assolutamente no, sembra però già tutto risolto, quindi niente di grave. Va bene. Niente di grave sul ghiaccio. Ti sei salvato anche stavolta. All'ingaggio vinto dal Cortina, ma poi pack portato via dal Vipiteno che parte di gran carriera. Recupera Luca Zanatta, disco fuori per Noasa Cedelli. Lo scambio con il Basso Balusta con Giovanni Toffoli che rientra dopo una lunga pausa in tribuna. Diverse partite fuori per turnover. Giovanni Toffoli viene data fiducia questa sera a scapito di Davide Faloppa e Alessandro Zanatta. C'è anche il ritorno di Giorgio Pancera nel line-up del Cortina questa sera. D'altra parte, Luca, il roster è molto lungo quest'anno del Cortina, sfruttiamo il fatto di avere tanti ragazzi e a turno qualcuno si riposa e va in tribuna. Sì. Noasa Cedelli prova a portare il disco lungo la banda, ci riesce bene, cerca compagni, prova il cycling, anzi la finta, il servizio per Luca Zanatta, corridoio centrale, c'è una deviazione di una gamba, anzi quella di Meisner. La buona giocata qui difensiva del Vipiteno, però c'è ancora il press in zona neutra. Bernard mette dentro dall'altra parte per Guk, l'intervento di Zenio Cedelli e Larker che provano a portare fuori il pack, che adesso è in possesso dei Broncos nel terzo del Cortina. Arriva anche il tiro strozzato e portato fuori, il passaggio verso Luca Zanatta, un po' rischioso, ma il disco arriva sul suo bastone, può cambiare così la quarta linea dopo aver attaccato e aver anche un po' subito il Vipiteno. Giocati 7 minuti, Luca Zanatta cerca un tracciante che tagliava tutto il campo, non trova però Remi Giftopoulos. Ancora Luca Zanatta a recuperare, servizio non preciso qui per Cazzola che deve correggere il pack con il pattino. Giftopoulos ancora impreciso nel controllo. Caro Mario, questo Remi Giftopoulos che tanto bene l'anno scorso ha fatto, quindi la conferma, è stato un regalo veramente della società per uno dei migliori stranieri, per quello che si è rivelato nella passata stagione di tutta la Hockey League. Quest'anno però ancora fa molta fatica, nonostante abbia comunque sempre la capacità in un momento o l'altro di segnare. Guarda, io ho grandissime aspettative da Remi, l'ho visto giocare l'anno scorso, il Cortina è stato bravissimo a resistere a tentazioni, sia il ragazzo sia la società. Quest'anno ci aspettiamo tanto da lui, un gol e 2 assist a Lubiana l'altro giorno, ma può e deve sicuramente fare di più. Sì, deve incidere di più. Situazione particolare, come avete visto dai vostri monitor, è successa davanti alla porta di Martino Madarin. Ci sono le proteste vivissime dei White Cotton, di tutta la panchina del Vipiteno in piedi per forse qualche bastonata di troppo davanti alla porta di Martino Madarin. Sinceramente non ci siamo accorti chi sia colpevole o meno di questa situazione dove hanno perso il bastone sia Martino Madarin e dove si è rotto il bastone di un giocatore del Vipiteno. Le proteste veementi dei Broncos fanno pensare che ovviamente ci fosse qualcosa a scapito di loro, ma diciamo che non abbiamo visto nulla, Mario, ma in effetti non è che siamo molto accorti di quanto sia accaduto, se non una furibonda serie di bastonate. Niente, assolutamente niente di grave, in Vabbè, tutta grazie, onestà. Mario. Il Vipiteno può protestare tranquillamente.
Proteste che non portano a nulla in questo caso. Gli arbitri tengono ancora le braccia ben legate al corpo. Qui la carica di Erlacher Adami che ne risente parecchio, rimane a terra e Cortina però gioca il pacco. Ronny De Zanna, buon tiro sul primo palo. È qui un open ice check ai danni di Bombo Adami che va fuori dolorante. Carica corretta di Erlacher, molto massiccia come marcata, un po' distante dalla balaustra ma estremamente legale. Luca Barnabò in attesa del suo omonimo Zanatta per l'impostazione, pa corto per l'Archer che si dimentica il disco. Erlacher, l'autore del check su Adami nell'angolo, cerca di far proseguire, buona guardia di l'Archer. Chat Pietoniro che ha dalla sua una gran velocità, quello che ancora manca invece a Chat Pietoniro veramente il gol. Per uno straniero, o almeno un giocatore di scuola straniera, è un pochino un peccato non abbia ancora dato questo suo contributo a livello di marcature, anzi è un giocatore che forse deve sbloccarsi per arrivare alla possibilità di segnare, visto che ne occasioni ne ha avute tante, anche perché giocando in prima linea, giocando i power play, è un giocatore che deve trovare veramente di nuovo l'amicizia con il fondo della rete della squadra avversaria, ovviamente. Anun per Akofer, cerca la giocata, Cordiano fa buon lavoro verso Noazani Cedelli, prova ad andarsene da solo. Noazani Cedelli, stop and go, si ferma, servizio per Cordiano, cerca ancora Zanini Cedelli, prova lo slap, il tiro, c'è il gol! C'è il gol di Andrea Moser su assist di Noaz Zardini Lacedelli, il gol grandissimo lavoro di Noaz Zardini Lacedelli, sia in uscita dalla nostra zona, ha portato il disco nel terzo offensivo, sia nel recuperarlo dopo uno scambio velocissimo. E rivediamo, per chi sta assistendo ovviamente alla partita in streaming, come stava raccontando Mario, il tiro, lo slap cercato, mirato, non più tantissimo, ma forse cercava proprio la stecca di Moser, e così l'ha trovata ed è il gol di Andrea Moser, il secondo gol di Andrea Moser in questo campionato. Ricordo questa sera spostato in quarta linea per dare esperienza ai due giovani Toffoli e Zanini Cedelli, quindi funziona questa sera fino a questo momento l'idea di Ivo Macca. Per ora la scelta premia assolutamente. Prima linea che segna con Sanna, che appunto da un po' che non giocava, o almeno non ricordo, insieme ad Adami e De Zanna, che sono una coppia che spesso collaudata è molto buona, sì. Molto buona, perché la loro intesa è forse tra le migliori di quanto possa avere nell'assortimento la squadra ampezzana. Ricordi, Mario, nella passata stagione l'inizio di campionato, quando proprio Giorgio De Bettin aveva in mente e aveva lasciato giocare per diverso periodo Remi Giftopoulos insieme a Adami e De Zanna, una linea che aveva fatto veramente tantissimo, e poi per una serie di infortuni, soprattutto la spalla di De Zanna, purtroppo. Bravissimo, la spalla è bravissimo, quello è stato il fatto, sì, che ha così purtroppo rotto gli equilibri e messo Giorgio De Bettin a rimescolare le carte. Sì. Ma era una linea che oltre a segnare giocava molto bene. Sai, quando cambi un uomo in una sola linea, per forza di cose vengono comunque toccati gli equilibri anche delle altre, perché comunque cambi, sostituzioni vanno affrontati. E purtroppo Ronny stava giocando benissimo, la spalla lo ha abbandonato in 2 occasioni. Andiamo col power break per quanto riguarda lo streaming. Dieta mediterranea è a base di pizza tutti i giorni. Torniamo live, abbiamo salutato anche il nostro partner per quanto riguarda la radiocronaca di Radio Cortina. Torniamo live dall'Olimpico per lo streaming del match tra Cortina e Vipiteno. 2-0, ricordo, Cortina avanti, mancano 8:21 al termine della prima frazione. Ricordo, il gol viene dato a De Zanna, non a Sanna, credo ci sia un errore qui. C'è un errore, confermo, sui vari siti. Perfetto. Abbiamo un problema con la radio che ripristineremo subito. Torniamo live per lo streaming con il Cortina ancora nella zona neutra del campo. Vipiteno sicuramente non ci sta
sul risultato di 2-0 in questa prima frazione, però del resto non ha fatto vedere grandi cose Vipiteno in questo primo periodo fino a questo punto. Sicuramente equilibrato dopo i primi 5 minuti, Vipiteno è uscito dal proprio terzo, si è fatto vedere però in maniera ancora convinta, non troppo, Mario. Ad essere onesti, Vipiteno pericoloso su errori in uscita del Cortina, Cortina assolutamente più concreto anche in costruzione, Martino Valledarin attento, ma fino ad ora non ha dovuto compiere grossi interventi. 7:46 al termine, Cortina 2, Vipiteno 0, siete sempre in diretta sullo streaming di cortina.it. Barnabò, scambio veloce con Chat Pietoniro, lotta un po' con il pack, poi ottimo delay lungo la balaustra per mantenere il possesso, un po' troppa foga, cade a terra un giocatore Vipiteno, si tocca anche la testa, pronto però a rialzarsi, non c'è nessun fischio arbitrale per cercare di occorrere soccorso anche al ragazzo che apparentemente si era infortunato, invece è riuscito a riprendersi e entrare di nuovo nel vivo del gioco. Ancora Chat Pietoniro, Cortina veramente dirompente a tratti. A Coffer prova l'impostazione con un Vipiteno che deve trovare, almeno per il Cortina speriamo di no, ma sicuramente qualche trama di gioco, qualche occasione più nitida dalle parti di Martino Valledarin. Dall'altra parte un Cortina invece sta giocando molto bene questa sera. Mario, che dici? Cortina in possesso di disco, che ha idee giuste, passaggi fatti bene, pericoloso, speriamo si continui così. Torniamo in diretta anche per Cortina, per Radio Cortina, per la radiocronaca. Forse c'è una penalità, anzi no, è solo il disco che è uscito dal ghiaccio, nessuna penalità all'Olimpico. Ricordo anche per i nostri radioascoltatori che non fossero stati connessi nell'ultimo minuto, risultato di 2-0 per Cortina, gol di Marco Sanna dopo 42 secondi e il secondo gol la firma di Andrea Moser. Secondo gol stagionale per lui, Pietro Niro per Andrea Moser, proprio il marcatore. Aspetta Giovanni Toffoli all'ingresso in zona, cencisca un po' col pack, poi disco buttato nell'angolo proprio per Giovannino Toffoli, fa un buon lavoro. Andrea Moser nell'angolo, le due ali, disco sulla blu che non arriva. Ancora Moser prova un passaggio con rimbalzo in balaustra, Mike Zanatta per Zardini Acedelli, controllo con il rovescio del bastone. Lo scambio sulla blu con Mike Zanatta, ancora per Andrea Moser, si sta per ripetere la situazione precedente del gol di Andrea Moser, in questo caso con lo scambio invece con Mike Zanatta, nella precedente quella vincente con Noah Zardini Acedelli. Funziona anche questa tattica, almeno. E ci piace, ci piace molto lo schema. Noah Zardini Acedelli muove molto bene il disco nel terzo offensivo, scarica per Mike Zanatta che intelligentemente fa partire un tiro non fortissimo ma per la deviazione di Moser. 5:55 al termine del primo tempo, facciamo un salto a vedere nelle altre arene cosa sta accadendo. 5-1 del fine secondo tempo del Lubiana, che non risparmia proprio nessuno sul Renault, mentre sempre uno pari all'inizio del terzo tempo tra Lustenau e Feldkirch. Un Lubiana. È cambiato il risultato, Mario? Dimmi pure. In vantaggio il Feldkirch per 2-1 al 15° del secondo tempo. Perfetto, quindi confermi il risultato del Lubiana dai tuoi dati? Confermo il 5-1 del Lubiana su Renon. Cosa pensi di questo Lubiana, Mario Pizzamolo? Dopo aver visto la partita contro il Cortina e un altro risultato rotondo neanche a fine secondo tempo. Come detto più e più volte, il Lubiana è una delle due squadre da battere assolutamente, in casa a maggior ragione. Giftopoulos, suggerimento per Cottam, tiro come sempre violento. Questo giovane ragazzo che è stato inserito nella prima linea da qualche partita, dalla sua ha la caratteristica migliore proprio il tiro. Speriamo possa crescere anche a livello proprio di gioco, di dinamismo e di pattinaggio, cosa che un po' ancora gli manca. La scelta di spostare Chat Pietoniro in un'altra linea per dare spazio a questo giovane nel primo blocco. Gander, Valentini trova quasi lo slot, però trova anche i pattini di Vallazza. Anche qui vediamo Cotta in leggero ritardo, con poca grinta va a prendersi il pack in questo caso. Giftopoulos cerca ancora proprio Alison Cottam. Qui tutto fatto molto male. Controllo precario, Cazzola non poteva fare altro che andare in offside. Se possiamo fare un appunto, forse in questo primo tempo manca proprio l'apporto della prima linea, sì. la linea di Cazzola, Giftopoulos e Cottam.
Se dovessero iniziare a brillare anche loro, direi che il divario tra Cortina e Vipiteno può solamente aumentare. Sì, certo, decisamente. Sanna, buono sul primo dribbling, meno buono quando poi viene chiuso proprio dalla trappola centropista del Vipiteno. Cordiano su Eisende, ancora bene il Cortina, si chiude bene anche fisicamente, senza mai andare oltre. Adami aspetta un po' troppo, poi a fortuna con rimbalzo arriva il gol di Ronny De Zanna, che se non sbaglio arriva il suo secondo gol stagionale. Adami ha esitato un po' a servire il disco verso il centro, poi ha trovato la fortuna con l'imbalzo dell'esterno della porta, disco che è arrivato proprio in zona gol, un tiro di rigore per, se vogliamo intenderla alla maniera calcistica, però in De Zanna che mette il disco sul rovescio del bastone, infila il pack in mezzo ai gambali di Reinhard per il 3-0. E vediamo, si scalda anche Rabanser a 4 minuti dal termine del primo periodo. Scosso Jonathan Reinhard, va a cambiarsi, ma i due insomma sono sovente cambiarsi da una partita all'altra, magari durante il match no, però comunque ecco, non c'è un vero primo portiere a Vipiteno, viene data molta fiducia al promettente Rabanser. Torniamo anche per i problemi legati proprio ad internet questa sera con la diretta cronaca su Radio Cortina, diciamo appunto di Rabanser che viene alternato a Reinhard, giovane portiere promettente ma senza un curriculum così importante da doverlo per forza farlo giocare come titolare come poteva essere l'anno scorso Bakishawa appunto a Vipiteno. Ricordiamo anche per i nostri radioascoltatori, il risultato è cambiato: 3-0, gol di Ronny De Zanna, il primo gol di Sanna, secondo di Andrea Moser, appunto il tris del Cortina in questa prima frazione giocata bene dagli ampezzani, maluccio dagli avversari, ma il Cortina, bisogna dare i meriti a un Cortina che sta facendo tutte le fasi bene e come diceva Mario manca solo l'apporto della prima linea. Assolutamente sì, bravissimi ragazzi soprattutto di casa. Sul terzo gol, grande discesa di Adami che forse perde l'attimo per il passaggio al centro e cerca la deviazione del portiere per l'autogol, disco sul palo, esatto. E fortunatamente arriva sulla stecca di De Zanna che è bravo e freddo a bucare sotto le gambe il portiere del Vipiteno, che va mestamente a sedersi in panchina. Eh sì, il cambio proprio, anche per chi non ci avesse sentito, White Cotton richiama Reinhard, fa entrare sul ghiaccio Rabanser, l'azione qui del Vipiteno che arriva vicinissima al gol, e questa è la vera prima occasione proprio dei Broncos. Moser lo scambio, Toffoli, c'è il check su di lui di De Luca, è la prima linea con Hanun, De Luca, quella dei Broncos, e Trevor Cook, linea temibile contro la quarta ampezzana. Nicolai, Noasani Cedelli, qua sbaglia, cerca troppo la giocata nel terzo, sicuramente sarà ripreso in panchina Noasani Cedelli, non un errore fatale ma poteva tramutarsi in qualcosa di grave, visto che ha tentato di tenere il pack sulla stecca, avrebbe dovuto invece preferire allontanarlo subito con il rovescio del bastone. Ci sono zone di campo dove non puoi e non devi permetterti certi lussi. Giusto. Noah è giovane, imparerà e crescerà. Ricordiamo assist per il buon Noah sul gol di Moser. E c'è la prima liberazione vietata del Cortina a 2:40 dal termine del primo periodo. Ecco, se poi andare a valutare gli errori della squadra ampezzana, quello di Larcher in precedenza mezzo errore in uscita, e questo di Noah Zaniacedelli, il resto finora una prestazione veramente da squadra, senza sbavature da parte degli ampezzani. Guarda, sono i classici errori che magari il Vipiteno può perdonarti, il Lubiana no. Altre squadre, come ben detto il Lubiana per esempio, no, e quindi una squadra che vuole crescere deve assolutamente limitare queste situazioni. Disco perso qui da Gander, che ricordo ha un trascorso l'anno scorso a Cortina. Qui si prende una bella carica da Cazzola, che non dico la metà di Gander, però fisicamente paga scotto di qualche centimetro. Forse Cazzola non sa che Gander è un ex, altrimenti sarebbe, no, avrebbe evitato. Probabilmente non lo sa, e anche se lo sapesse ha fatto dubito bene, che cambierebbe qualcosa. Ha fatto bene. Ma insomma,
Gander, una stagione per lui è arrivato come regalo di Natale, poi in effetti è stato scartato a metà come regalo. La sua resa non è stata proprio così come ci aspettava, anche se ha contribuito in alcune partite anche in maniera decisiva, in altre è stato insomma, un pochino evanescente, un giocatore sicuramente, ovviamente questo non è il nostro augurio, ma un giocatore che ha dato tanto all'hockey italiano, prima a Bolzano, poi a Brunico, in fase calante, visto anche l'età, si è ritirato proprio nella sua Vipiteno quest'anno, anche per ragioni professionali, è tornato appunto nella sua città. Qua può dare sicuramente un contributo importante a White Cotton, gioca bene qui Cortina, Mike Zanatta, disco al centro, anche qui Mike Zanatta forse un po' troppo altruista, vedeva la porta, ha cercato De Zanna. Mario. Forse sì, però come biasimare un giocatore che qualche minuto prima, sempre con una mossa di questo genere, comunque ha smarcato De Zanna per il gol. Esattamente. A me piace quando un difensore cerca volutamente l'uomo davanti allo slot, dire che c'è con la testa, è sul ghiaccio e funziona, è uno schema che funziona, sì. Sì, troppo poco spesso vediamo, forse sì, anche nell'hockey italiano, questa soluzione che è ben adottata nei campionati di alto livello con i difensori che cercano, non si cerca più ormai lo slap shot alla blu, è quasi impensabile. Con il livello che c'è anche dei portieri al giorno d'oggi, tiri dalla blu che finiscano in porta o veramente il portiere non vede partire il disco, altrimenti la situazione più pericolosa è con la deviazione dell'uomo davanti porta. Esatto, il classico tiro di polso a media andatura, sì, che magari anche a mezza altezza, che arriva a appoggiarsi sul ghiaccio davanti porta, è quello più pericoloso. Si può trovare una deviazione sia amica che nemica, ovviamente. Assolutamente. Dante Anun, una buona pattinata qui di Trevor Cook, salta Luca Zanatta, poi arriva dietro la porta, non vuole andare alla pausa il Vipiteno con 0 gol fatti, ma c'è Martino Valdarin, bisogna fare i conti con lui e con il Cortina. Barnabò, passaggio un pochino forzato qui, cercava da Balaustra il compagno, molto anche rischioso se vogliamo, per fortuna il Vipiteno era tutto nel proprio terzo e non stava pattinando in maniera progressiva. A Koffer, cerca compagni, trova Nicolai, riprova il tiro, fermato da Vallazza per Cordiano, verso Moser per Noaseri e Cedelli, mette giù il pack con il rovescio del bastone, guarda verso il centro, servizio rischioso qui per Vallazza, il disco è arrivato sul bastone ma Vallazza era un pochino sotto pressione qui. Arriva anche la sirena, 1-2 secondi, facciamo solo le prime delle marcature per questo bel primo tempo del Cortina, finito un po' con un po' di stanchezza, ovviamente dall'altra parte è uscito il Vipiteno che cercava appunto il gol della bandiera per quanto riguarda questo parziale che avrebbe garantito un secondo tempo decisamente diverso. Ci sono 3 marcature da recuperare per la squadra ospite, le 3 marcature sono quelle a firma dopo 49 secondi di Marco Sanna, dopo 10:35 di Andrea Moser e a 15:50 di Ronny De Zanna. Nelle altre arene ricordiamo Lubiana 5, Renon 1, è iniziato il terzo tempo a Lustenau, Feldkirch 2, Lustenau 1, diamo la linea alla regia. e 22 all'inizio del secondo tempo, questi i minuti e i secondi che mancano per riprendere il gioco sul ghiaccio dell'Olimpico nella sfida di Alps Hockey League, che ricordo vale anche per la classifica del campionato italiano tra Vipiteno, Viptal, Broncos, Vajen Stefan e Sportivi Ghiaccio Afro Cortina. La prima frazione, i primi 20 minuti se ne sono andati bene per il Cortina, molto bene, 3-0, risultato direi più che legittimo per una squadra che ha a tratti dominato il ghiaccio. La squadra di White Cotton, il Vipiteno, si è fatto vedere in maniera più costante e costruttiva solo negli ultimi minuti. Ottimo lavoro per la Sportivi Ghiaccio Cortina nel primo tempo, soprattutto le linee dei nostri ragazzi, quindi in particolare seconda, terza e quarta linea, che hanno messo a referto tutti i punti delle 3 marcature ampezzane. Mancherebbe all'appello
la prima linea dei ragazzi stranieri. Benvenuti anche di nuovo sulla Radio Cronaca di Radio Cortina. Come ricordava Mario, le marcature, la doppietta di De Zanna così viene data a referto arbitrale, anche se noi siamo convinti dalla nostra postazione che il primo gol e anche l'esultanza straripante appunto abbia legittimato così legittimi il gol invece di Sanna sul primo sull'1-0 proprio a Pezzano, ma non cambia poco. Cambio corpo, sarebbe bello vedere De Zanna per una doppietta, ma saremmo felici anche per Sanna segnasse il suo, se non sbaglio, anche per lui secondo gol stagionale. L'altra marcatura è quella di Andrea Moser, un gol con il classico tap-in, deviazione sotto porta, in questo caso su passaggio di Noazzarini Cedelli. Dante Hanun, tiro non male, cerca il primo incrocio dei pali. Martino Madarin qui deve ricorrere a un bel intervento per difendersi dall'iniziativa del ex Bolzano. Inizia bene il Vipiteno, questa parte parte iniziale della drittel centrale. La buonasera ancora a tutti i telespettatori dello streaming di Cortina, hockeycortina.it, i nostri radioascoltatori su Radio Cortina, di Fede Ampezzana e di Fede Broncos. Mario, non so se tu avevi notato, vedi che la bardatura bassa, la striscia bassa sulla maglia del Vipiteno, nella parte diciamo sulla schiena, è più chiara rispetto alla parte frontale della maglia, no? Tu dirai che bravo. L'avevo notato assolutamente. Ma da questa posizione non si capisce, non si riesce a interpretare bene, ma vedendo bene la maglia, come era stata riportata in alcune immagini, nella appunto parte bassa della schiena non è una semplice linea blu o meno scura rispetto a quella diciamo sulla parte frontale, ma sono tutti i nomi dei collaboratori del Vipiteno Broncos, tutti i nomi con ringraziamento riportati proprio su quella parte di tricot, su quella parte di maglia. Bella idea, bellissima vero? Iniziativa della società di Vipiteno, i nostri complimenti a loro. Giocati quasi 2 minuti all'Olimpico, abbiamo ancora qualche problema con la diretta radio, ora ci cerchiamo di ripristinare tutto quanto. Intanto siete sempre live sullo streaming di cortina.it, sempre 3-0 il risultato, non cambia. Cortina un po' di difficoltà qui, Valentini davanti alla gabbia, si lamenta per una trattenuta, in effetti era un po' al limite il gancio con bastone. Cortina un po' in difficoltà in questo inizio di frazione, Mario. Arbitri anche molto permissivi in questi primi 22 minuti e mezzo, nemmeno una penalità, non che il gioco sia particolarmente duro, però in un paio di circostanze, se fosse arrivato il fischio, credo che nessuno avrebbe protestato più di tanto. È vero, come in questo caso, secondo me la trattenuta su Ryan Valentini poteva essere sanzionata, è andata bene al Cortina, è andata bene ovviamente alla nostra squadra. Luca Barnabò supera la blu, ingresso in zona, non accompagna a servire, potrebbe andare al tiro, invece cerca Alverà che poi va con il rovescio del bastone, deve metterci qui una pezza. Rabanser, che ricordo a 3 minuti dal termine del primo periodo ha preso il posto di Jonathan Reinhard. Cortina che inevitabilmente deve soffrire un pochino. Barnabò di fronte a Rabanser, Barnabò le finte, poi mette a terra Rabanser, poi fallisce clamorosamente la porta, praticamente a porta sguarnita, non riesce a colpire, ma ha fatto tutto bene Barney e poi si è dimenticato di tirare. Il difficile era praticamente fatto, portiere seduto, dribbling ben riuscito, non c'entra la porta. Qui era una buona occasione, passaggio un po' lento per Noazzarini che poi non è entrato proprio giusto, ha entrato prima col corpo che col disco, non è arrivato proprio rapido il passaggio, un errore un po' sull'assistenza di Zanatta, un po' l'errore di interpretazione e di controllo da parte di Noazzarini Cedelli. Era una buona occasione di break, si crea d'altra parte un fuorigioco viene considerato volontario, quindi si andrà a giocare un ingaggio nel terzo difensivo del Cortina. Zanatta vuole e trova Pietroniro, passaggio lungo per Andrea Moser di fronte alla Banset, prova le finte Moser, è bravo a chiuderlo però qui Barna, era solo a Ruff se non vado errato. Fila Pietroniro, aspetta una nuova disposizione dei compagni, anzi forza fresche sul ghiaccio, arriva proprio lui, appena entrato Cazzola, che ancora non si è visto in questi primi 20 quasi 5 minuti di partita. Hanun
meno lucide le squadre sul ghiaccio in questa seconda frazione, molti errori da una parte e dall'altra. Non ci sono errori che vanno a complicare un po' le rispettive difese e estreme guardie dei due portieri, però ancora poco gioco lucido sul ghiaccio in questi minuti iniziali. C'è sicuramente un Vipiteno che prova a forzare, prova ad andare alla ricerca almeno riaprire la partita del primo gol. Un Cortina che si sta difendendo non egregiamente, ma non neanche rischiando niente di particolare. Fasi un po' confusionarie in questo avvio di secondo tempo. Certo è che quando una squadra è avanti 3-0, fasi di confusione comunque fanno il buon gioco di chi è in vantaggio. Ecco qui l'occasione per il break. Giftopoulos vede Cazzola, prova ad andare da solo. Anche qui su questa sera non tantissime situazioni simili dove arriva più comodamente il passaggio che va oltre, diciamo, la vera possibilità concreta di andare al tiro. Anche in questo caso troppo altruismo. A me piace, nell'hockey l'assist vale tanto quanto il gol, ma ci sono situazioni in cui arrivi lì a 3 metri dalla porta, devi tirare. Deve essere cattivo, deve essere tirare, perché 3-0 è un buon risultato sicuramente, ma deve essere sicuramente, non può garantire tranquillità agli ampezzani per il resto della partita, perché ricordiamo siamo solo al quinto della seconda frazione. Ancora live su radiocortina.it e su hockeycortina.it per lo streaming. Risultato di 3-0 serve per il Cortina, se ne va Mantinger, giocatore di casa tra i migliori, più talentuosi ovviamente del Vipiteno, e quest'anno ha avuto un inizio di stagione. Occasione qui per il Vipiteno, Martino Valdarini in 3 tempi riesce a chiudersi molto bene, però errore in fase difensiva di Cordiano e Vallazza che regalano il gol a Vipiteno. Qui Martino Valdarini proprio non poteva, aveva già fatto gli straordinari e la frittata l'hanno combinata Cordiano e Vallazza senza buttare via il puck. Basta un attimo, la partita è riaperta ora, vediamo. Qui incespica sul puck Vallazza e regala un 3-2 nello slot, che ovviamente i Broncos non si fanno togliere dalla possibilità di andare in marcatura, e arriva così il gol del 3-1. Tutto da giocare, ancora di più rispetto a prima, perché ovviamente ora sono solo 2 le distanze che separano le due formazioni, e Cortina dà chiaramente la speranza al Broncos di farsi sotto in tempi stretti. Peccato perché Martino si era superato in 3 occasioni, una dopo l'altra, chiudendo la porta agli attaccanti del Vipiteno, e una grossa indecisione della difesa ha regalato la 4ª occasione, e Martino, anche senza la stecca, purtroppo incolpevole, incassa il gol dell'1-3. Andiamo a vedere chi è il marcatore per quanto riguarda i Broncos. Il primo gol del Vipiteno di questa sera, ricordo, arrivato al 5° minuto circa. Eisende, disco il centro, tocca Valentini. Vipiteno sicuramente molto meglio. Cortina non sta giocando con la stessa precisione della prima frazione, ma Vipiteno molto più arrembante. Cortina va un po' in confusione quando viene così pressato come sta facendo anche fisicamente un Vipiteno, e un White Cotton che ha dato sicuramente una bella strigliata ai suoi nella pausa tra il primo e il secondo tempo. Si vede chiaramente la squadra dei Broncos giocare con un altro atteggiamento molto più aggressivo, vanno a chiudere le cariche, portano il puck avanti, ci sono anche dei fraseggi riusciti. D'altra parte un Cortina un po' sorpreso, anche se forse doveva attenderselo dalla reazione dei Broncos in questa maniera. Disco lungo, non c'è Icing, prima di tutti arriva Giovanni Toffoli sul disco, il controllo, lascia il puck a Zardini e a Cedelli che se lo porta lungo, poi viene ostacolato nell'angolo, arriva Andrea Moser a dargli una mano, esce Schnitzler qui col disco chiuso dal back check di Giovanni Toffoli. Luca Zanatta, Andrea Moser per un chip in riuscito, tocco lieve che lascia, e poi un pochino di ruggine da togliersi sia per Moser che per Akoffer, che hanno un po' un diverbio. Larker costretto qui a lasciare il disco a Luca Zanatta, sotto pressione ancora Larker. Toffoli, brutta carica su di lui, disco che arriva a Larker che lo tocca troppo lungo per Zardini e Cedelli. Qui fase un po' statica, non brutta del match, non ci sono azioni rilevanti ma si lotta su ogni disco. Il Cortina, vediamo se riesce qui. Larker porta troppo il puck,
e mette in difficoltà i suoi. Attenzione, disco al centro adesso del Viterbo, Erlacher dietro la gabbia, rimane a terra il giocatore del Viterbo, c'è la penalità. Vediamo chi è il sanzionato, mi pare sia Luca Zanatta o non. Credo proprio l'Archer invece. Disco perso e successivo fallo. Sì, è il successivo fallo. Ingenuo, questa è la frittata completa, spesso accade così. Quando un giocatore compie un'indecisione e poi è costretto anche dalla frustrazione di aver commesso un errore di andare a commettere questa ingenuità che lascia i nostri con un uomo in meno in questa fase del match molto delicata, perché si sono giocati 8 minuti scarsi. Il Viterbo ha appena segnato il gol dell'1-3 e ovviamente adesso ha la grande occasione per riaprire definitivamente il match, di arrivare sotto solo di una marcatura, ma ovviamente c'è da giocare un power play e vediamo quanto in grado il Viterbo saprà giocarlo bene. Peccato Luca, perché più che grandi costruzioni da parte del Vipiteno sono veri e propri regali della truppa ampezzana. Sì, il gol è a firma di Marcus Gander, il classico gol dell'ex. Giftopoulos in 4 contro 5, arriva il tiro di Giftopoulos e poi ci prova Phil Pietroniro. Era difficile in rotazione trovare la porta. Bella la conclusione di Gifto che colpisce basso sul secondo palo, si apre bene qui Rabanser a Kofer. Aspetta Mesner, arriva con fortuna il pack per Mantinger, il tiro, la parata di Martino Valdarin. Cortina deve ricordarsi che sta giocando in 4. Va bene anche aggredire, però bisogna assolutamente stare attenti nelle riproposizioni della squadra avversaria, che comunque ha un uomo in più sul ghiaccio. Gander, l'autore del primo gol del Vipiteno, primo e unico gol del Vipiteno. Disco sulla blu per Kofer, lo scambio dall'altra parte per ancora Kofer. Gander non riesce a compiere il one timer, il tiro di prima intenzione, quindi va in cabina di regia, mette giù il pack vicino a lui, anzi sulla blu per Oberdorfer, ancora a Kofer, tutto un pochino statico, disco al centro, deviazione di Schnitzler abbastanza percettibile in questo caso. Martino Valdarin è attento, però non c'era troppo traffico davanti a lui. Sai, sono le classiche occasioni dove basta un niente, una piccola deviazione anche sfortunata per andare in difficoltà. Comunque scatola del Cortina al momento attenta, addirittura grande occasione in 4 contro 5 non concretizzata. Qui male Chad Pietroniro nel liberare la zona, accica completamente il disco, regala ancora il possesso agli avversari. Oberdorfer, il tandem con Dante Hanun, il tiro, Martino Valdarin ci mette lì la mano. Sicuro Martino Valdarin su probabilmente il suo colpo preferito. Comoda liberazione per Pietroniro, completamente ciccata, e disco sulla blu al Vipiteno, che in 5 contro 4 continua a tirare verso la gabbia di Martino, comunque molto attento. All'ingaggio Noah Zaniacinelli di fronte a Dante Hanun, vince il 60 Pezzano, poi riesce a liberare qui Phil Pietroniro. La pressione di Marco Sanna su Oberdorfer e Rabanser dietro la gabbia. Sanna fa un buon lavoro, chiude Oberdorfer, adesso deve essere pronto a recuperare però, e così fa. Riparte Trevor Cook, circunnaviga tutta la zona difensiva del Cortina Trevor Cook per impostare il diamante. Trevor Cook prova a fare tutto da solo, arriva anche lo slap shot, pericolo qui per Martino Valdarin che mette il bastone, ma bene anche lui non sa come, perché era veramente tanto coperto. Sta per entrare adesso Rico Larcher, gioca bene qui il Viterbo power play, c'è un rischio ancora grandissimo davanti alla porta di Martino Valdarin. Cortina potrebbe non più liberare perché si torna a giocare in 5, ma ancora forecheck del Viterbo. Dante Hanun, numero da circolo, rimane in piedi, cerca ancora una stecca davanti porta, bravo qui, buon lavoro difensivo da parte del Cortina di Mike Zanatta. Disco che viene allontanato in qualche maniera, ma ancora in possesso delle stecche dei Broncos, che giocano d'inerzia dopo la fine del power play. Trevor Cook scatenato, deve essere chiuso da 2 giocatori. Ronny De Zanna sbaglia qui, Ronny De Zanna lascia il disco a Hanun, poi recupera bene il pack, prova ad andarsene Zaniacinelli. De Zanna preferisce il servizio verso Cordiano, ecco Noah Zaniacinelli, ingresso in zona suo per Ronny De Zanna, lo scambio ancora con De Zanna e poi Zaniacinelli che lascia lì il pack per Ronny, disco al centro per Barnabò, che occasione, che azione da parte del Cortina. Poi Barnabò non è bravo qui nel controllo, poteva
tirare di prima intenzione, poi ha avuto un controllo difettoso, Disco che gli arriva sul rovescio del bastone, anche lì non riesce a dare forza, ma ormai era troppo tardi. Mario, che bella azione del Cortina. Peccato, bravissimi De Zano e Azzardini Lacedelli in un 1-2 veloce, Disco in mezzo per Barnabò, purtroppo riceve il disco sul rovescio, da solo davanti al portiere, non è pronto, non è reattivo e si fa ipnotizzare. 3-1, abbiamo oltrepassato la metà del match, 9 minuti al termine del secondo periodo e non andiamo col power break, forse sì, anzi no, quindi restiamo ancora in diretta sullo streaming di hockeycortina.it e sulle frequenze di Radio Cortina per la Hockey Night di Spinorama con Mario Pizzamore e Luca Zarini Acedelli, inquadrato Martino Valdarin nella precedente immagine sullo streaming, direi finora quasi perfetto, togliamo pure il quasi nei confronti di Martino Valdarin che sta giocando praticamente tutto il campionato finora, solo una partita per Marco De Filippo in questa stagione. Valentini fermato qui molto bene da Cazzola in back check, che prova a lanciare lungo per un Cottam che deve ancora essere, dopo questa sera, rivisto in un'altra occasione. Mi è data fiducia da Ivo Macca a Cottam anche in prima linea, ma sicuramente manca ancora, soprattutto al di là delle qualità che sicuramente sono buone di questo giocatore, manca il ritmo, un po' di volontà in più. Abbiamo visto certe situazioni dove il ragazzo ha lasciato perdere diverse occasioni dove poteva andare sicuramente a chiudere sia in fase difensiva che in fase offensiva. C'è una penalità per una carica da tergo, ci può stare. Poi ancora Cazzola, molto piuttosto scatenato Cazzola. Altra penalità assolutamente ingenua per il Cortina, inutile a metà campo. E vediamo 2 braccia alzate, quindi saranno 2 penalità per il Cortina. Io ho visto la prima di Giftopoulos assolutamente gratuita e anche questa di Cazzola. Situazione... E anche il secondo arbitro ha alzato il braccio sulla carica di Cazzola, altramente inutile, oltre a quella inutile di Giftopoulos. Queste sono esattamente le cose che una squadra che vuole crescere e superare certe difficoltà non deve fare. Una carica a metà campo col giocatore diretto verso la balaustra non serve a niente. E aggiungo io, dopo che l'arbitro ha alzato il braccio e quindi già la sanzionata la penalità, in quel caso Giftopoulos, reazione di Cazzola con una carica ancora sulle spalle, sulla schiena a un altro giocatore vipiteno, piuttosto anche evidente, piuttosto anche spettacolare se così vogliamo, che va a punire anche Cazzola dai 2 stranieri. Insomma, in questo momento delicato del match io una tiratina delle orecchie fossi Ivo Macca gliela darei, anche perché finora non hanno fatto granché i 2 appunto che adesso si trovano lì seduti nel confessionale. Tiratina d'orecchie che sarebbe assolutamente meritata. E ora il Cortina è in difficoltà perché deve giocare i prossimi 2 minuti con 3 uomini contro 5, sul risultato di 3-1 a suo favore, ma ovviamente l'inerzia ora è tutta per i Broncos che devono e hanno la possibilità nuovamente di riaprire il match, in questo caso ancora in maniera più comoda, visto che c'è una differenza di 2 giocatori sul ghiaccio. Il tiro di Gander para Martino Valdarin, tiro discreto da parte di Gander, tiro di prima intenzione, Martino Valdarin non si scompone, aveva visto tutto. Bravo, attento Martino che con la visuale libera sicuramente non va in difficoltà con tiri del genere. Ingaggio in zona difensiva per il Cortina dopo la parata di Martino Valdarin. Al face-off arriva lui che non è uno specialista, Marco Sanna, inserito però nel trio di penalty killing a Pezzano. Hanun verso Guk, ancora Hanun sulla blu per Oberdorfer, il tiro e gol. Deviazione sotto porta, se non sbaglio di Eisende, vediamo, e arriva il gol, era nell'aria. Diciamo che, come tu ben hai raccontato prima Mario, il Viteno con tutto rispetto ha fatto molto di più in questa seconda frazione, ma di errori, i gol arrivano proprio da errori del Cortina. Il gol iniziale, il gol di Gander su errore, e questo appunto determinato da una doppia penalità che si poteva ampiamente evitare. Assolutamente sì, Vipiteno sceso sul ghiaccio per il secondo periodo sicuramente con un altro piglio, ma non sufficiente a mettere in difficoltà il Cortina del primo tempo. Se inizi a regalare dischi e penalità la situazione si complica.
È un peccato perché il Cortina ha dimostrato di non sapere tenere i nervi saldi in questo match, in questa fase del match, e gestire un 3-0 che comunque è un buon margine, e gestirlo soprattutto senza fare strafare, ma comunque difendersi in maniera concreta e soprattutto non compiere errori, e se poi vogliamo soprattutto senza compiere errori disciplinari, e questo è un grave errore disciplinare, una doppia penalità che adesso regala ancora un 40 secondi ricordo di singolo power play alla squadra ospite, quindi non è finita qui. Eh no, il gol fa rientrare uno dei due giocatori dalla panca punita, Sì, l'altro è ovviamente rimane entrato fuori. Giftopoulos, Cazzola che è stato il punito, il secondo in ordine anche di tempo, esatto. certo. Tra l'altro una partita non assolutamente né cattiva né nervosa, quindi il nervosismo degli ampezzani assolutamente ingiustificabile. Sì. E bisogna un po' cambiare registro. Vediamo il break adesso, se ne va Marco Sanna su idea di Tommaso Alverà. Marco Sanna prova ad andare sul rovescio del bastone, prova ad andare tutto da solo. In questo caso avremmo preferito avesse attuato le idee o diciamo il sacrificio del passaggio come spesso hanno fatto i giocatori ampezzani fino a questo punto, quando hanno sempre cercato il passaggio ultimo invece di andare più in maniera cattiva e violenta verso il gol. In questo caso Sanna avrebbe potuto forse gestire meglio questa bel contropiede del Cortina, era un 3-2, erano 3 giocatori ampezzani, è andato a spingere da solo sul portiere quando Tommaso Alverà era pronto per ricevere il passaggio di ritorno. Buon break comunque degli ampezzani che fa sì che termini anche la seconda penalità. Disco rubato qui la Cortina, vediamo Cazzola il tiro, poteva farsi perdonare e invece no, ha tirato veramente male qui, tiro completamente fuori. Mantinger, c'è offside, arriva il tiro di Mantinger ma sul fischio nessuno va poi troppo a lamentarsi con Mantinger. Buonissima occasione qui di Cazzola che a 2,5 metri dalla porta tira fuori. Andiamo col power break per la regia dello streaming. Bastone destro e tiri fuori. Cazzola che non trova la porta, Mario. No, grande occasione, poteva veramente farsi perdonare dopo la penalità del tutto gratuita e niente da fare, si rimane 3-2 per il Cortina. Comunque siamo ancora in attesa della svolta da parte della prima linea. Io spero che prima o poi arrivi, e la svolta potrebbe darla proprio Ivo Masca a fine secondo tempo con la classica tiratina di orecchie che è chiaro è un po' più difficile da compiersi nei confronti di giocatori stranieri, anche di alto riferimento come Cazzola e Giftopoulos. Però diciamo se tutti devono essere trattati alla stessa maniera, anche se normalmente sappiamo che non è facile, qui l'atteggiamento in questo caso appunto della doppia penalità è un po' anche lo specchio della prestazione finora dei due giocatori. Sì, ripeto, è anche un peccato perché la partita non porta assolutamente ad avere questo tipo di atteggiamento e di nervosismo, quindi veramente inspiegabile. Ma credo sia dettato da più di una frustrazione proprio se non forse esatto, proprio la frustrazione per non questa partita in particolare, ma un po' tutto il periodo non brillantissimo. I ragazzi sono i primi a saperlo. Certo. 3-2, 5-11 al termine, ingaggio fuori dalla blu ampezzana. Adami di fronte a Dante Hanun. Enrico Larcher subito per Luca Zanatta, cerca il corridoio centrale, Adami riesce a recuperare il pack, ancora Zanatta, Larcher, De Zanna, ha fatto tutto molto bene però non si riesce a prendere possesso del terzo, e neanche in questo caso perché arriva il tocco troppo alto del bastone, l'inclinazione del bastone di Sanna è troppo angolata, devia il disco oltre i cristalli sulle reti di protezione e quindi si giocherà un ingaggio fuori dalla zona di difesa del Vibiteno. Giù la pastiglia nera, ingaggio vinto dal Cortina. Enrico Larcher cerca il rolling dietro porta, trovato ma si attarda un po' dall'altra parte l'ala ampezzana. Contropiede Vibiteno, carica pesante tra Schnitzler e Zanatta. Bisogna stare attenti in questi minuti finali del match. Vibiteno sembra aver speso molto, quindi è un pochino più stanco, però ricordo è la squadra che ha fatto di più in questa frazione, quindi
quindi ci crede molto di più di quanto il Cortina invece sia impaurito di un recupero da parte della squadra ospite. Bella azione qui di Valentini, lo scambio, poi in terra di nessuno il passaggio, può raccogliere con una certa calma Cordiano. Adami, rischioso questo passaggio sia per il culumità di De Zanna che per l'impostazione tattica di un Cortina che adesso è costretto di nuovo a difendersi. Qui Adami non proprio preciso, un giocatore di esperienza non può compiere quel passaggio centrale in uscita di zona. Adami, Cortina si sta un po' complicando la vita da solo in questi minuti finali di frazione, Mario. Sì, ancora tanta confusione, uscita complicata di Adami, addirittura un mezzo velo tentato da De Zanna senza però il compagno in soccorso, e Vipiteno ancora pericoloso. Disco portato oltre la porta di Rabanser, non c'è icing, si gioca all'Olimpico, 3:17 dal termine, 3-2 risultato per Cortina, ricordo prima frazione finita 2-0 per gli Ampezzani, 3-0 per gli Ampezzani. Chat Pitoniro recupera il disco, lo mette al centro, non raccoglie nessuno, Rabanser ha perso il bastone, Cortina potrebbe approfittarne gestendo il disco. Chat Pitoniro va da solo e poi arriva anche il tiro di Toffoli in mischia, perde anche il bastone un giocatore del Vipiteno, quindi sia il portiere Rabanser che Oberdorfer sono senza bastone. Insomma, si poteva gestire meglio questa situazione. Qui vuole il fallo la panchina del Vipiteno, ma insomma si è andato giù un po' da solo l'attaccante dei Broncos. Oberdorfer anche qui una carica non proprio illegittima, non quella di Oberdorfer ma quella poi su Toffoli, che ritardano un po' nel rientro dopo essere caduti entrambi in un intervento dietro la porta di Rabanser. 2:16 al termine. Annun, Bernard, Gander, uomini migliori per Whitecott ovviamente, che ci crede. Gander aggira la gabbia, prova a cercare subito sul primo palo, alla fine Phil Pietroniero fa pulizia, vuole il disco Moser. Phil Pietroniero, vediamo come decide di gestire il disco nella peggior maniera possibile, regalando proprio il pack a Trevor Cook, regalando un contropiede agli avversari. No, ma non si possono fare questi errori di presunzione anche, ma gestisci il disco meglio, piuttosto buttano in liberazione. La squadra è in difficoltà, non può regalare il possesso agli avversari. 1:43 al termine, deve scorrere via veloce questo tempo. Il Cortina in difficoltà, il Vipiteno vede che il Cortina è in difficoltà, non è molto lucido neanche il Vipiteno, ma ci prova ovviamente. 6 uomini sul ghiaccio e arriva la manna qui per Cortina, Mario. Questo è un gran bel regalo, Cortina in assoluta difficoltà mentale più che fisica. Giusto anche che gli arbitri abbiano fatto correre in un paio di occasioni, secondo me non era fallo né da una parte né dall'altra, siamo i primi a riconoscere le penalità quando sono nette. 6 uomini sul ghiaccio, vediamo cosa decidono gli arbitri. Facilmente sarà una penalità per troppi uomini sul ghiaccio per il Vipiteno, infatti vediamo che prende la via del confessionale un giocatore dei Broncos, quindi veramente una manna questa dal Questo cielo. È un bel regalo di Natale in anticipo, perché c'era un Cortina in difficoltà, Vipiteno all'arrembaggio che sentiva l'odore del sangue. Ripeto, il rientro in partita del Vipiteno è più per demeriti nostri che per meriti loro. Sì. E questi 6 uomini sul ghiaccio puniti giustamente con la penalità ci aiutano. 1:29 al termine, si accomodano a Krusselburger nella panca dei cattivi. Cortina in power play, lo seguiamo con attenzione. Primo power play del Cortina del match, poi del resto. Cazzola il numero, poi si ostacolano con il compagno. Zanatta tiene dentro un buon disco per Phil Pietroniero, che potrebbe andare a scaricare. Arriva il tiro di Zanatta, rapidità di esecuzione 10, forza 9, angolazione 6. Anche perché poi la Banser copre abbastanza bene la porta visto la sua stazza. Sì, bravo Luca qui a tenere il disco all'interno del terzo offensivo e a girare bene per Pietroniero, che secondo me deve prendersi il coraggio e la responsabilità di quel tiro. Disco invece di nuovo indietro per Luca, che si prende lui la responsabilità, para il portiere del Vipiteno. Cazzola per Phil Pietroniero, il tiro anche questo non compiuto bene, visto quanto avanti era il pack rispetto al bastone. Controllo complicato. Cazzola, anche qui è molto sufficiente nel controllo Cazzola. Pietroniero, Chad va al tiro, para ancora Rabanser.
Luca Zanatta per Filippo Tonino, non si fida con one timer, prova a mirare, trova ancora un Rabasser attento, arriva il fischio arbitrale per, io penso, il contrasto tra i due bastoni, non perché il pack fosse fermo, in quanto Sì, il pack fischio forse un pelo troppo frettoloso dell'arbitro, che poteva anche lasciar correre, il portiere non aveva assolutamente bloccato. Qui ha fischiato proprio il rumore Sì. dei due bastoni, tra i quali quello di Pietronino si è proprio rotto. Leggere proteste di Pietroniro, ma non aveva tutti i torti in questa occasione. Comunque no. anche nella seconda occasione deve essere più preciso, perché Zanatta lo libera benissimo al tiro, ma controllo sbagliato e tiro deficitario. Sono stati due controlli sbagliati con due tiri deficitari, come dici tu, Mario. 34 secondi al termine, bisogna sfruttare assolutamente questo power play, ci saranno ancora 34 secondi in questo periodo, ovviamente, e poi il Cortina avrà ancora comunque altrettanti secondi da poter giocare all'inizio della terza frazione con l'uomo in più. Ovviamente speriamo che ciò non accada, che il Cortina riesca a segnare prima. Sotto di noi la postazione Filippo Tonino per Cazzola, l'ingresso in zona di Giftopoulos cerca il primo palo, anche questo è un tiro sicuramente in una condizione migliore. Giftopoulos qui avrebbe segnato. Filippo Tonino ancora, tiro palla Rabanser, bene qui, ha cercato il rasoterra angolato Filippo Tonino, arriva anche la sirena. Curiosità, cambio lunghissimo di questa prima linea di powerplay, praticamente un minuto e mezzo. Sì. Secondo me bisogna anche andare ai cambi un po' più rapidi per questioni di lucidità, freschezza, gamba, tutto. Sì, qui ha chiesto tutto proprio per, secondo me, proprio perché mancava un minuto e mezzo al termine del periodo, ha chiesto tutto ai suoi uomini di più riferimento, Ivo Masca, che sono quelli che un po' più stanno deludendo questa sera. Sicuramente può accadere, ovviamente l'importante è che non deludano tutti. Una linea, difficilmente tutte le quattro linee girano a 1000, questa sera le tre linee, come ricordava Mario, dopo la prima frazione, la quarta, la terza, la seconda, avevano giocato un ottimo primo tempo. Secondo tempo, insomma, tutto il Cortina non ha fatto una gran partita, ecco Mario. No, gran primo tempo del Cortina, secondo tempo veramente caotico, un peccato perché, ripeto, con tutto che il Vipiteno è tornato sicuramente sul ghiaccio più cattivo, più aggressivo, non si poteva pensare andasse avanti con l'atteggiamento del primo tempo, ma il grosso delle occasioni nascono su regali nostri che assolutamente vanno evitati. Questo power play è un regalo del Vipiteno, va sfruttato. Abbiamo ancora 30 secondi a inizio terzo tempo, sarebbe bello iniziare un bel gol e allungare di nuovo appunto il parziale. Ricordiamo il risultato 3-2 per il Cortina, 3-0 il parziale del primo tempo con le reti di De Zanna, Moser De Zanna, 2 gol invece per il Viterbo, quindi secondo tempo tutto di marca Broncos con Gander e Paul Eisenle. 3-2 il risultato, ci aspetta un terzo tempo veramente scoppiettante qui dall'Olimpico. Per i nostri telespettatori su hockeycortina.it e per i nostri ascoltatori su Radio Cortina ci sentiamo tra circa 15 minuti.
Sono le 22.03. Luca Zalini Cedelli e Mario Pizzamore qui accanto a me si trovano allo Stadio Olimpico del Ghiaccio per la Hockey Night di Radio Cortina di Spinorama e per hockeycortina.it per lo streaming, le immagini sulla panchina ampezzana, una panchina che deve essere assolutamente ricompattata in questa terza frazione, una panchina disunita come la squadra stessa sul ghiaccio nel secondo periodo. Mario. Mai pausa, arrivò al momento opportuno, speriamo che in questo intervallo i ragazzi abbiano un attimino riordinato le idee, si siano parlati, si siano anche resi conto degli errori, dell'eccessivo nervosismo. Si ripartirà con 30 secondi di power play ampezzano assolutamente da sfruttare. Sì, stesso ovviamente special team che ha concluso il power play nella seconda frazione, quel minuto e 30 giocato nella prima frazione. Ovviamente Ivo Masca vuole dai suoi uomini di talento maggiore, o almeno quello a cui si affida di più il coach, è inevitabile ovviamente i giocatori di scuola straniera, quelli del Cortina come Filippo Pietrolino, Mike Cazzola, Chad Pietrolino e Remi Giftopoulos, che finora hanno un pochino deluso le aspettative, e ovviamente il baluardo della difesa a cui poco si può dire in ogni singolo match, Luca Zanatta, che ha avuto così una piccola pausa lubiana con un errore, forse due di troppo, concesso ovviamente, visto che la squadra a tratti è sembrata a Lubiana poter, non dico giocare alla pari, ma restare in partita. Poi nel momento in cui ha compiuto degli errori tutta la squadra è andata, non dico al tracollo, ma ovviamente Luca Zanatta, da ultimo timoniere del vascello bianco-blu, anche lui ha dovuto cedere alla forza, e a una forza soprattutto psicologica di una squadra che ha caratteristiche migliori di quasi tutte le squadre italiane sotto ogni punto di vista. Parliamo del Lubiana, ma torniamo live dall'Olimpico anche per Radio Cortina. È iniziato il match da 15 secondi, terzo periodo, Cortina in power per il Filippo Pietrolino, si aggiusta e poi scarica completamente fuori. Qui cercava la stecca del fratello, non l'ha trovata. Cortina in power per il risultato di 3-2 per gli ampezzani. Ricordo, dopo 40 minuti il Cortina ancora nulla, perché finisce così il power play ampezzano. Primo power play del Cortina gettato alle ortiche, era una buona occasione per tornare con una buona differenza di marcature rispetto alla squadra avversaria, che ricordo ha recuperato con un parziale di 2-0 nel secondo tempo, ha recuperato il match e l'ha completamente riaperto. Quindi tutti gli ascoltatori e telespettatori state bene attenti, perché sarà un terzo tempo sicuramente molto interessante, cosa che noi non ci saremmo mai augurati, vedendo come era andata la prima frazione. Mario. Vipiteno di nuovo assolutamente in partita dopo un primo tempo dominato veramente dagli ampezzani e chiuso sul 3-0. Ampezzani che hanno deciso di riaprire la partita nel secondo tempo con tanti, troppi errori. Forse l'errore peggiore è proprio stato quello della doppia penalità, quello che ha regalato il secondo gol a Vipiteno, ha rischiato di regalare anche il terzo gol alla squadra di White Cotton. L'errore tecnico sul primo gol ci può stare, ma un errore disciplinare così importante deve essere assolutamente fatto perdonare dagli artefici. Vediamo se saranno in grado proprio Cazzola e Giftopoulos in questa terza frazione di dare il contributo che ci aspettiamo. Il Viterbo che adesso gioca nel terzo ampezzano, arriva Max Cordiano prima di tutti, però è solo, bravo con la punta del bastone De Zanna, bravo in uscita. Questa è una buona uscita ampezzana, un po' sotto pressione ma ben fatta. Sanna va da solo, sentiamo le lamentele di Adami che va a cambiare, avrebbe avuto il disco. Sanna ha preferito spostarsi proprio dall'altra parte, non assecondare Adami che era vicino a lui. Forse Sanna con la coda dell'occhio avrebbe potuto vedere il compagno che accorreva. Grandissima uscita di zona con buon lavoro di Cordiano De Zanna per Sanna, e Sanna che poi si perde un po' nel 1 contro 2 col Vipiteno. Barnabò a lottare qui con Alverà, c'è Raya Valentini per i Broncos, il disco che arriva sulla stecca di Bernard, lo recupera proprio Tommaso Alverà, è un 3-3, Tommaso Alverà per Charles Pietrolino, vuole il disco ancora Tomasino, anche qui scelta insomma non proprio lucida da parte di Charles Pietrolino, che regala proprio quasi un break agli avversari con un tiro abbondantemente oltre la porta di Rabanser. Tiro abbondantemente fuori e da una posizione assolutamente dalla quale non mi capacito come uno possa decidere di tirare. Esatto.
Phil Pietroniro aspetta l'arrivo dei giocatori, perde secondi, poi rallenta completamente l'uscita di zona Phil Pietroniro fino a scaricare in liberazione vietata. Macchinoso come una vecchia 600 qui Phil Pietroniro. Questa è una fotografia del periodo che sta vivendo il Cortina sul ghiaccio. Tanto tempo col disco sulla stecca per Pietroniro dietro porta e alleggerimento sbagliato e certo. liberazione vietata. Si va al face off alla destra di Martino Valledarin. Zardini Cedelli perde qui la contesa. Erlacher, buon recupero qui da parte di Drew Moser che prova ad andarsene lungo la balaustra, viene chiuso, disco portato fuori, raccolto da Larcher per Luca Zanatta. Carosello dietro la gabbia di Rabanser, Moser fa sfilare, disco che si impenna, raccolto da Zardini Cedelli, si gira, tiene la testa bassa, guarda al centro della porta, servizio per Toffoli sotto pressione, comunque riesce a colpire Toffoli, disco che arriva dalle parti di Rabanser. Discreta iniziativa qui del Cortina che riesce a gestire il disco in zona e si guadagna anche un ingaggio. Il passaggio era buono, chiaro che Toffoli poteva fare poco di più, era troppo chiuso. Bravissimo di nuovo Noah Zardini Lacedelli, in questa occasione è già la terza o quarta volta in serata che disco sulla stecca, pattinaggio veloce nel terzo offensivo e passaggio illuminante al centro non era proprio semplicissimo per Toffoli. Trascorsi 3 minuti e mezzo all'Olimpico, partita di Alpsoc League, ma ricordo punti che valgono, sono pesantissimi, anzi soprattutto per il campionato italiano. Qui errore del passaggio di Akofer non raccolto da Anun, però non è finita qui. Vediamo se Giftopoulos ci mette un po' di grinta su questo intervento. Alla fine deve metterci una pezza Luca Zanatta, ma Anun è più bravo. Aggiramento della gabbia proprio di Dante Anun, arriva Cazzola, disco sporcato verso Giftopoulos che sbaglia ancora e qui prende altri 2 minuti. Vabbè, qui no, cioè sbaglia l'intervento, poi va a caricare sulla schiena a Kofer, classico intervento boarding, sicuramente non violento, ma da non compiere dietro la gabbia con il disco comunque lontano, poi comunque senza senso. Giftopoulos assolutamente da bocciare questa sera per questi primi 2 periodi, e questo è l'inizio del terzo. 4-10 mette ancora in difficoltà la sua squadra, Remi Giftopoulos. Evidentemente non ci ha ascoltato nell'intervallo il buon Remi, perché questo è esattamente tale e quale alla penalità del secondo tempo, del tutto inutile, con il giocatore spalle a Giftopoulos vicino alla balaustra, e questo è sempre fallo. Sì, dopo aver perso il disco in maniera piuttosto semplice proprio nell'angolo, e quindi seguiamo il power play del Vipiteno per il tiro davanti porta, comodamente liberi Schnitzler e Mesner e Mantinger, anzi non riescono ad infierire su Martino Valledarin, per fortuna del Cortina. Mantinger a Kofer, le finte, lo scambio ben riuscito. Mantinger è sicuramente un bomber, uno sniper di assoluto livello, qui deve accorciare le mani sul bastone per andare a colpire. Cortina prova il break, si attarda ancora Phil Pietroniro nel passaggio quando il fratello era già in corsa. Dietro la gabbia ancora possesso del Vipiteno del pack in questo power play. Oberdorfer per Gander baffi esterni di destra rispetto a Valledarin, sulla blu per Oberdorfer, passaggio centrale, lo scambio quasi riuscito. Adami ci mette una pezza qui ci vuole anche la cattiveria, la cattiveria agonistica, la grinta di Adami per andare a risolvere situazioni complicate. Lì nello slot, rimbalzi in balaustra precario, viene atterrato Schnitzer davanti alla gabbia, le proteste del Vipiteno. Cortina in qualche maniera riesce ad allontanare il pack. Quanta sofferenza. E d'altra parte Cazzola sembra crearsi un'occasione, poi viene chiuso, riesce a recuperare il disco. Sanna ancora tiene il possesso, poi Sverzanatta che prova la concussione del Rabanser, lascia sfilare, disco che finisce al lato. In effetti ancora nessun pericolo qui il Vipiteno, però in questo momento, in questo frangente, bravo il Cortina a tenere basso il Vipiteno, almeno quello. Sì, anche se forse proteste del Vipiteno non del tutto ingiustificate. Non è finita, il tiro, Paghi si impenna, arriva da rivedere quella situazione con l'uomo libero davanti a Martino Valledarin.
e forse un fallo che poteva anche essere fischiato. È andata bene al Cortina, è andata bene al Cortina che così esce indenne da questa situazione di uomo in meno, ma dà ancora segnali di precarietà. Giftopoulos è in debito con i compagni e con noi, ha 13 minuti per farsi perdonare. Esattamente, vediamo se sarà in grado, ce lo aspettiamo ovviamente, una reazione di uno dei giocatori ovviamente che ha fatto di più nella passata stagione, sia come punti, come caratteristiche, anche per lo spettacolo, anche come persona. Sembra quasi non goda di serenità Giftopoulos in questo periodo del campionato, che sbaglia anche le cose più semplici. 22:12, torniamo live anche su Radio Cortina, il risultato è sempre 3-2, Cortina esce indenne da un power play, Dante Hanun per De Luca, pack dietro la gabbia con rimbalzo raccolto da Luca Zanatta, tutto fatto molto bene come sempre da il buon Luca. Cordiano, il passaggio in uscita, Zanina Cidelli per Toffoli, scambio, ancora Zanina Cidelli si ferma, cerca ancora Toffoli, qui un pochino esagerato, anzi era De Zanna, cercava Toffoli, anche se era fermo sul ghiaccio era difficile fare altro per qui De Zanna. Zanina Cidelli, fuori il pack per De Zanna, il disco che finisce sull'esterno, oltre la balaustra, sul corpo di Adami, e quindi ci sarà un'interruzione. C'è un'interruzione, si giocherà un ingaggio in zona difensiva per il Cortina. A 12:31 dal termine, Cortina sempre in vantaggio comunque, Mario. Nonostante tutto, il Viterbo spinge, ha avuto un power play, ha fatto qualcosa, non tantissimo. Cortina cambia i suoi uomini, rimette la prima linea, deve difendere questo vantaggio, quindi Ivo Masca preferisce mettere Cazzola, Giftopoulos e Cottam. E sai che forse tolto il primo tempo la cosa migliore di questo Cortina è proprio il risultato ancora. Sì, decisamente, Mario. C'è da dire d'altra parte che Viterbo ha avuto comunque un'importante reazione, sicuramente assecondata da un Cortina non bello, soprattutto nel secondo tempo. Certo che forse, diciamo, quello che ci si aspettava di più finora e quello che ci attendiamo possa accadere in questo finire di partita era proprio la prestazione della prima linea, e quindi siamo ancora fiduciosi nell'aspettare che Giftopoulos e Cazzola diano segnali importanti anche in questo caso con un ingaggio in zona. Il Vipiteno cambia, Ivo Masca lascia ancora gli stessi uomini sul ghiaccio. È tutta questione di atteggiamento, perché nessuno pretende 5-6 gol a partita, ma si può e si deve pretendere molto più un atteggiamento corretto. Anche qui Giftopoulos dallo slot sulla bella assistenza di Cottam. E qui arriva, eccolo, bastava chiamarlo, bravo Remy, finalmente ci ha ascoltato, finalmente ci ha ascoltato. Sì, finalmente ci ha ascoltato, per queste cose farlo forse più arrabbiare, fosse andato in maniera diversa, perché no. Dici, ma cavoli, ma era così difficile farlo prima? Ma io hanno spinto sull'ingaggio, l'abbiamo detto, questo è un ingaggio importante, l'hanno giocato bene, Cottam ha fatto buon lavoro di porta, prima conclusione di Giftopoulos alle stelle, la seconda giramento di porta ancora con Cazzola, arriva il tiro e insomma si va sul 4-2. E certo, bene, secondo me non è ancora perdonato. La prima penalità comunque adesso gliela perdoniamo, quella del secondo tempo. Ok, esatto, per fortuna ne ha avute due, altrimenti non gliel'avrei perdonata, fosse stata una sola. Intanto che il Cortina è andato sul 4-2 con il gol di Giftopoulos, proviamo a vedere com'è finita alla Tivoli di Lubiana. È finita proprio come la partita del Cortina di qualche giorno fa, con la vittoria del Lubiana per 7-2 ai danni del Renon. Contropiede Cortina, Phil Pietroniro, arriva il gol di Phil Pietroniro, non guarda neanche Ronny De Zanna, ma guarda molto bene dove la nonna mette la marmellata, lì sotto l'incrocio dei pali trova un polsino che batte Rabanser, 1-2 del Cortina letale, e insomma bene così. Abbiamo criticato l'operato della squadra per il secondo tempo, inizio di frazione, terza frazione anche non ottimo,
Vediamo se questo è un time out chiesto dal Vipiteno, ovviamente White Cotton 2 gol nel giro di un minuto, la scelta è quella diciamo più legittima, più che deve andare ovviamente. Aggiungo però che è questa la vera distanza del valore delle due squadre. Cortina che appena ha accelerato effettivamente è sicuramente superiore al Vipiteno. Per quanto riguarda quanto dimostrato in questo match, posso essere d'accordo, poi le classifiche parlano chiaro, soprattutto quello del campionato italiano. C'è da dire che Cortina ha fatto soffrire, il Vipiteno avesse trovato il pareggio prima che Cortina segnasse il gol del 4-2 non avrebbe rubato assolutamente nulla, Mario. No. Però è andata diversamente, e questo è anche il bello di questo sport ovviamente, quando una squadra ha la possibilità di andare a colpire anche nel momento peggiore della partita. Il Vipiteno in effetti ha allentato un po' le maglie difensive proprio sicuramente per andare alla ricerca anche del pareggio, visto che comunque il tempo scorre, mancano 10 minuti, 11 minuti ora, il Vipiteno è andato a spingere ma non è finita qui, occasione ancora per il Vipiteno, Martino Valdarina ancora qui, bravo a non farsi aggirare da Mantinger, vediamo se è proprio Mantinger che poi, anzi René De Luca che prende un colpo al volto involontario ovviamente. Qui molto bravo, molto attento Martino in un 1 contro 0 a pochissimi centimetri dalla porta ampezzana. Direi perfetto Martino Valdarin stasera, nulla ha potuto sulle marcature, anzi aveva fatto i straordinari sul gol di Gander, se non sbaglio, quello su triplice rebound, ma più che rebound erano parate. Bene qua il Cortina all'ingaggio, Andrea Moser, buona la finta, servizio che non arriva per l'Archer che si era inserito, chiude Luca Zanatta per Noah Zaniacedelli, deve andare in progressione, il passaggio verso Andrea Moser, ben riuscito, Andrea Moser vuole ancora Noah Zaniacedelli, ancora Andrea Moser, lo scambio dietro porta, cercando Toffoli, arriva anche Noah Zaniacedelli, però in questo caso va sul corpo, non sul disco, ma non c'è pericolo perché comunque il Vipiteno è solo con Nicolai che è un terzino che va a cambiare e va a concludere. Il Cortina va a cambiare, rimette la prima linea, ricordo 5-2 per il Cortina, risultato per i nostri radioascoltatori con i quali abbiamo qualche problema proprio sulla connessione internet questa sera, mentre per i nostri telespettatori che vedono molto bene con le ottime immagini della nostra regia, dei nostri cameraman, le immagini del match di questa sera come sempre di alta fedeltà per lo streaming della Afro Cortina. Il commento forse lascia un po' desiderare, ma le immagini sono ottime, Mario. Devo dire immagini di altissima qualità, complimenti al regista e agli operatori. Qui la conclusione di Petoniro che non trova l'angolo come prima, e qui c'è il power break per la nostra regia. (22:19) Stadio Olimpico del Ghiaccio, 9:50 al termine dei 60 regolamentari, partita tra Viptal Broncos, conosciuta di più come Vipiteno, squadra della Alta Tesina, ma purtroppo della bassa classifica d'inizio di questa stagione. Aveva iniziato benissimo la squadra di White Cotton quest'anno e poi una serie di infortuni, una serie di sfortune e sicuramente tante altre cose da rivedere hanno portato la squadra dell'Alta Val di Sarco, la squadra del confine del Brennero, nei bassi fondi proprio della classifica del campionato italiano e anche quella della Alps Hockey League. Il campionato è lungo, c'è ancora moltissimo da giocare, quindi anche il Vipiteno ha un roster di assoluto livello e potrà tornare sicuramente a fare la sua parte in questa stagione. È chiaro che è un periodo un po' brutto per la squadra di White Cotton, c'è una penalità adesso ai danni, piove sul bagnato per il Vipiteno, penalità ai danni di Paul Eisender, se non vado errato, dei Broncos. È proprio lui l'autore del secondo gol del Vipiteno. Per sgambetto va nella panca puniti, si torna in power play a 9:29 dal termine. E sul ghiaccio scende lo special team. Lo special team che ha fatto gol non in power play ma nella sua linea, diciamo, lo special team che poi è leggermente diverso dalla prima linea ovviamente. Stavo per tradirmi in un accostamento non preciso. Cazzola, il suo gioco di stecca
lo scambio con Remy Giftopoulos, il solito scambio tra i due alla sinistra del portiere avversario. Ancora Cazzola, ancora Giftopoulos che prova a girare e a forzare sulla Banse, il disco recuperato da Cazzola, per Pietroniro il tiro, perché questa è la variante, andare a giocare sul palo di sinistra del portiere avversario con la circolazione del disco, lo scambio di posizione da parte di Giftopoulos e Cazzola, e Chad Pietroniro a fare da torre lì davanti allo slot, una posizione e un ruolo un po' sacrificato quello ovviamente, ma molto importante. E poi la variante è quella di trovare Phil Pietroniro, che con una diagonale può essere trovato proprio da quell'angolo. Anche qui carica di Akofer a Giftopoulos. Mario, se fosse andato giù Giftopoulos era un boarding anche questo. Sì, è chiaro che c'è la differenza di stazza in tutta onestà giusto lasciare assolutamente correre. Sì, però abbiamo visto tante situazioni non come quella che è successa al Cortina prima. Giftopoulos ruba un disco qui ancora per Cazzola, che prova il tiro, trova solo forse l'incrocio dei pali, ancora Giftopoulos nervosissimo questa sera. Stranamente un giocatore come Giftopoulos prende 3 penalità, mai successo in campionato scorso. Giftopoulos aveva preso quasi una penalità, questa sera ne prende 3. E anche qui, con tutto il bene, una reazione del tutto inutile e del tutto eccessiva. Secondo me la moglie ha bruciato le lasagne oggi, perché c'è qualcosa che non va in Remy questa sera. Proteste del capitano Ampezzano Adami, credo perché vuole fuori tutti e due, cioè sia Giftopoulos sia il giocatore del Vipiteno, ed effettivamente potrebbe essere così. Rivediamo, c'è ancora un giocatore, sì, se ne va anche Anun forse, in panca puniti, rivediamo adesso al tabellone, ma escono tutti e due i giocatori senza essere messi a referto sul tabellone, quindi sono 2 minuti ciascuno, rientreranno a gioco fermo, si gioca nella stessa situazione numerica precedente, quindi 5 contro 4 per il Colle Cortina in powerplay, ancora un minuto per Paul Eisende nel confessionale dei Broncos. E Cortina può godere ancora appunto di 61 secondi esatti di superiorità numerica, 8:29 dal termine. Ricordiamo il nostro partner per Radio Cortina, stuzzica la voglia di Savito Cadore da Corrado Pinuccia, la miglior pizza del Cadore, questo è innegabile. Torniamo live dall'Olimpico. Mantinger, chiuso bene dalla morsa di Adami, Zanini Cedelli e Moser, che fanno circolare il disco, deve qui fare i straordinari Mai Zanatta per andare a prendersi questo pack nell'angolo. Lo lascia poi Adreo, non ha molti compagni da servire qui. Moser è chiuso, non riesce a allontanare il pack, si apre la scatola, Cottam tiene il disco ancora per Zanatta, Cottam non passa, Cottam ancora alza la testa, ancora per Zanatta sulla blu, il tiro non c'è, arriva alla direzione di Zanini Cedelli. Cottam un po' prevedibile qui nelle sue movenze. Gira un po' più lentamente il disco con questa seconda linea di special team, comunque è arrivata al tiro di Zanatta. E teniamo là il pack, che è importante già tenere là il pack, visto che 7:50 mancano, abbiamo 3 gol di vantaggio, non dovesse andare a buon fine questo power play, facciamo perdere secondi importanti ancora senza rischiare nulla. Il Vipiteno mi sembra che con questa penalità, poi vedremo la reazione immediata al termine del power play ampezzano, quale sarà del Vipiteno, però mi sembra abbia speso molto il Vipiteno nella seconda frazione, anche all'inizio del terzo. Sicuramente ha speso molto, e un 1-2 come quello ampezzano nel giro di un minuto giusto, aiuta a spezzare le gambe anche al più proprio tenace così degli inseguitori. Phil Pietroniro prova il tiro, trovata la spatola di Cazzola al volo, disco che però si impenna. Mike Zanatta, Phil Pietroniro con il rovescio del bastone, che errore di Phil Pietroniro, errore che regala bravissimo, un po' di presunzione qui, ed è andata bene, è andata benissimo alla Cortina. truppa ampezzana. Si torna a giocare 5 contro 5, ancora fuori Giftopoulos, il giocatore del Vipiteno, qui recuperato il disco da Toffoli verso Moser, arriva Cazzola alle sue spalle, Moser salta bene un uomo, ancora Andrea Moser che poteva andare a segnare la sua prima doppietta nella storia dell'hockey italiano, sicuramente nell'Aps Hockey League. Sicuramente sì, buona bellissima azione di Moser, e bella prestazione un po' di tutta la quarta linea, mi piace sottolinearla, quindi questa sera Moser, Toffoli e Zardini Lacedelli,
secondo me un po' tutto il blocco della quarta linea insieme al buon Martino, che fino a questo momento è stato impeccabile per le volte in cui è stato chiamato in causa. Mi piace citare in particolare loro. Assolutamente hai ragione Mario, condivido in pieno il tuo parere e pensa, possiamo tornare indietro di 10 anni quando la quarta linea non esisteva nell'hockey italiano. Forse qualche anno in più, però nei primi del 2000 appunto era difficile vedere una quarta linea addirittura a referto o comunque impiegata sul ghiaccio. Il Cortina ha fatto dei suoi anni migliori anche e soprattutto nei momenti clou delle stagioni, è riuscito a raggiungere risultati addirittura giocando a due linee senza guardare troppo nel particolare, ma nella stagione di Matt Cullen 2004-2005 spesso e sovente nei playoff soprattutto il Cortina e Rolf Nilsson, l'allenatore dell'epoca, teneva addirittura fuori la terza linea, quindi si giocava a due linee. Pensa quanto spendevano questi giocatori, forse ritmi diversi, valori dei giocatori ovviamente anche diversi, però comunque la quarta linea non esisteva nel campionato italiano. Guarda, secondo il mio modestissimo punto di vista, quando hai un giocatore come Matt Cullen puoi giocare anche a una linea sola, che va benissimo lo stesso. Era la giusta chiosa del discorso, Mario. Anzi, il mio rammarico è non aver potuto giocare insieme a Matt Cullen e Giorgio De Bettin. Noi tre insieme avremmo fatto veramente faville. Ma hanno fatto bene lo stesso anche senza di te, credimi. Sì, ma si poteva fare anche meglio. Si poteva vincere quel campionato. 5:47, si torna indietro un po' nel passato e dalla prossima cronaca di sabato torneremo anche nel passato con qualche scheda grafica che vi concederemo durante le nostre cronache, che hanno già visto una crescita del numero dei cronisti e questo è buono, speriamo anche della qualità della cronaca ovviamente, e poi andremo a raccontarvi anche, se il tempo ce lo permette, se la partita ce lo permette, andare a fare anche dei salti nel passato, rivedere anche a livello statistico con qualche grafica offerta dalla regia per arricchire ancora di più questo prodotto che vi offre la Afro Cortina. 5:20 al termine, 5-2 il risultato, la partita scorre via liscia, Viviteno non si va più a vedere in maniera insistente dalle parti del Cortina, ma è presente sul ghiaccio Viviteno ancora, però è meno concreto e meno pericoloso semplicemente. Il Cortina sta giocando su questo vantaggio, sta giocando decisamente molto meglio. Cortina più attento, più ordinato, Martino Valledarin assolutamente ancora risponde presente nelle poche offensive del Vipiteno. Il cronometro gioca insieme a noi in questo momento. Quindi è tutto da giocare comunque, perché se guardiamo il tempo, guardiamo la differenza delle reti, tutto si può ancora giocare all'Olimpico, quindi le speranze per i tifosi vipiteno sono ancora vive se guardiamo appunto queste due caratteristiche fondamentali dell'hockey su ghiaccio, perché 5 minuti di fare 3 gol sono più che sufficienti, ma ovviamente come il Cortina, se ricordi Mario, ha finito la partita con l'Asiago, perché il Cortina ha tirato quasi 20 volte il terzo tempo contro alla porta di Gianluca Vallini e ha dimostrato una forza negli ultimi minuti nella partita che poi ha portato il Cortina a pareggiare 1-1 e quindi a giudicarsi i 3 punti della sfida di return to play. Un Cortina che è proprio stato molto bravo, è stato molto apprezzato e apprezzabile per quanto abbia fatto, nonostante il risultato fosse acquisito, abbia spinto ancora verso la porta del portiere avversario senza stare a rintanarsi e difendersi a catenaccio, e questo sta facendo anche stasera. Mi piace molto questo atteggiamento. Sì, terzo tempo dominato veramente dal Cortina l'altra sera contro l'Asiago e terzo tempo giocato assolutamente su buoni livelli anche questa sera. Sì, perché il parziale parla chiaro, 2-0 per il Cortina, ma soprattutto tanta convinzione, anche grinta agonistica, insomma ci siamo. Ha segnato anche Critopoulos, voglio dire. Che... Si è fatto perdonare 2 dei 6 minuti che ha preso questa sera. Esatto, sono andato a aumentare nel frattempo. Sai, quando parliamo della prima linea di Giftopoulos, di Cazzola, eccetera, eccetera, ovviamente non è per cattiveria, ma è proprio perché da questi giocatori che hanno dimostrato di essere forti ci si aspetta sempre quel qualcosa in più. Se a loro poi aggiungi un buon lavoro delle altre linee, allora la squadra è forte. La squadra è forte, la squadra è completa, certo. E poi ci vuole un po' di fiducia, il Cortina deve acquisire anche, secondo me, una serie di risultati positivi per andare a acquistare fiducia e diciamo un buon team building viene fatto anche quando si raggiungono risultati positivi, perché basta poco quando le cose vanno male a rompere quegli equilibri che si sono creati o a non crearne di nuovi.
anche solo perdere un match, certo forse quello di Lubiana era prevedibile, però è sempre una batosta su 7-2 dove comunque ci hai creduto. Questa sera nel secondo tempo abbiamo visto una squadra un po' spezzata, che alla fine si è ricomposta nella terza frazione, trovando i gol e trovando una prestazione di squadra come sta accadendo nel terzo tempo. Mario, che dici? Sì, e anche questa sera infatti è un peccato riportare in partita una squadra come il Vipiteno, con tutti i meriti che ha avuto perché comunque ci ha creduto, ma che oggettivamente sul ghiaccio ha dimostrato di essere inferiore agli ampezzani. Vipiteno che deve rivedere ancora un po' di cose, 3:30 al termine, sarà difficile per White Cotton e la sua truppa tornare almeno cercare la parità questa sera. Ormai la squadra dei Broncos è stanca, ha speso molto nel secondo tempo, un secondo tempo che comunque ha prodotto 2 gol e un'ottima prestazione per i Broncos nel secondo tempo, che va a scontrarsi con la meno bella prestazione del Cortina nella seconda frazione. Però una squadra che alla fine, insomma, come dice Mario, 3 gol di differenza ci possono stare per il livello espresso sul ghiaccio questa sera. Sicuramente i giocatori, basta vedere l'atteggiamento all'ingaggio anche di Dante Hanun, sicuramente ci hanno creduto sul 3-2, non potevano non fare altrimenti. Come avevo detto, l'hockey è bello anche per questo, perché il gol del 3 pari avrebbe potuto cambiare la partita. Nel momento peggiore forse il Cortina è riuscito a segnare il 4-2 e poi immediatamente il 5-2, quello che tu raccontavi Mario, spezzare le gambe subito così è difficile veramente anche per un bisonte rialzarsi dopo 2 gol nel giro di poco tempo così nella parte finale del match. Arriva il gol di Dante Hanun, qui passaggio al centro, Noah Zardini Celeri non perfetto lì davanti alla porta, colpevolmente il buon Hanun solo soletto, firma il 5-3 solo soletto. Noah Zardini Celeri colpevole, è chiaro che lì non era proprio la sua posizione lì davanti alla porta. No, e Cortina anche un po' sfortunato perché sulla parata precedente di Martino il disco colpisce in pieno l'arbitro e quindi invece che allontanarsi è rimasto lì in zona nell'angolo. 2:43 al termine, mancano 2 gol e possiamo adesso cambiare completamente il discorso Mario, perché in effetti se il Vipiteno dovesse prendere coraggio adesso a 2 minuti dal termine, l'avevamo detto anche in precedenza, 3 gol sono possibilmente recuperabili nell'hockey in 5 minuti, ora sono 2 gol da recuperare in 2 minuti e mezzo. Abbiamo visto miracoli ben più semplici compiere sul ghiaccio. È un peccato perché Cortina ha avuto l'unico momento di pausa in questo assedio finale, l'ha avuto proprio adesso, concedendo questo gol al Vipiteno. Hanun non poteva sbagliare da lì. No, prima e unica grossa occasione del terzo tempo. Tiro di Vallazza, Pac che si impenna, reti di protezione davanti alla curva del Vipiteno, che ovviamente è sguarnita, per ricordo. Si gioca ancora a porte chiuse e speriamo che con l'anno nuovo pian piano le cose vadano a sistemarsi nella vita, nel mondo e poi anche nell'hockey nostrano, ovviamente, per poter farvi tornare di nuovo all'Olimpico, e chi non avesse la possibilità comunque anche quando gli stadi saranno aperti seguirci ancora, ovviamente, perché il servizio rimarrà come sempre attivo per lo streaming di hockeycortina.it e per radiocortina.it per quanto riguarda le radiocronache. 1 minuto e 50 al termine, ci crede il Vipiteno che adesso gioca anche con l'extra player, esce Rabanser, può allontanare qui Cottam, disco lungo, raccoglie a Kofer, ovviamente prova gioca le ultime carte Cazzola, prova subito il tiro, scelta un pochino discutibile, avrebbe potuto gestire bene il pack, non aveva nessuno, invece va subito a provare il gol del 6-3, ma a Kofer si beve tutti lì a centropista, poi si ferma, trova l'assistenza riuscita per Raya Valentina, arriva il tiro, anzi di Hanun, di poco a lato, Giftopoulos allontana il disco, Nicolai un po' forse in difficoltà, alla fine se la cava bene, disco per Gucci, ancora Nicolai, chiuso, Cazzola, tiro ancora in questo caso parato, rimane a testa Nicolai, una carica non sanzionata qui dagli arbitri, ma non mi sembrava niente di così grave. Dai, Nicolai si è impiantato sul ghiaccio sulla blu, ha fatto un po' tutto da solo qui Nicolai. Nulla da segnalare, bravi gli arbitri a lasciar correre. 2 occasioni per Cazzola con il disco sulla stecca, la prima tiro da centrocampo un po' velleitario, nella seconda si poteva fare meglio. Decisamente, soprattutto nel primo tiro avrebbe potuto gestire il disco invece che trovare subito la porta per perdere un po' di secondi importanti, perché comunque 5-3 un minuto dalla fine bisogna stare ancora un po' su quelle antenne, diciamo così. Pietro Niro sulla gabbia e tenere alto baricentro, perché Cortina stava facendo tutto molto bene.
Sì, bravo anche in questa occasione Adami a vincere l'ingaggio, per esempio, perché un ingaggio vinto in questo momento del match evita il 6 contro 5 col portiere in uscita. Sì. Disco lungo, si catapulta su questo pack Trevor Cook, Oberdorfer, tira da fuori, però Martino Mallarin saggiamente contiene, perde qualche secondo sul ghiaccio e poi decide di... partita perfetta di Martino Mallarin, non ha avuto gran da fare, no. Però è stato preciso, senza sbavature. Lucido, puntuale, anche in questa occasione para, poi fa correre il gioco cercando di perdere qualche secondo, visto che nessun compagno andava in soccorso, blocca il disco a terra. Un paio di fischi arbitrali per trovare i giusti uomini sul ghiaccio prima che arrivasse appunto che l'arbitro abbassasse il braccio. 33 secondi al termine, Cortina va verso questa importante vittoria sudata più del previsto, non più del previsto ma più di quanto il Cortina avesse fatto. Potrebbe segnare il suo primo gol Charles Pietonino, invece preferisce assistere Giftopoulos che segna la sua doppietta personale. Io con questa doppietta comunque non li perdono le altre due penalità, ma è troppo facile segnare a porta vuota e dire vabbè hai fatto 2 gol, ma ti sei preso 6 minuti di penalità. In questo caso l'80% del gol, anzi facciamo pure il 95% del gol lo attribuiamo a Pietroniro, che proprio non vuole segnare, voleva assolutamente tirare. Non vuole sbloccarsi proprio, cioè neanche di fronte alla porta vuota vuole sbloccarsi da Pietroniro. Scherziamo, ovviamente qui è stato molto ovviamente altruista cercando Remi Giftopoulos che con 2 gol, se andremo a vedere domani le statistiche, potremmo dire un'altra grande prestazione di Giftopoulos, ma possiamo assicurarvi può fare molto meglio. O meglio, un giocatore del suo calibro che inizia a evitare un po' di atteggiamenti, penalità, nervosismi inutili, la sua forza non la nega nessuno. Arriva la sirena finale, Cortina vince 6-3 questa partita che regala 3 punti per la Alps Hockey League e 3 punti, ricordo, soprattutto, anche se sono di pari importanza ovviamente, ma nella classifica del campionato italiano questi 3 punti pesano decisamente molto di più, perché il Cortina tiene a bado il Fassa, che ovviamente ha una partita ancora da giocare rispetto al Cortina, ma con questa vittoria, anzi con questa sconfitta, il Viviteno probabilmente può dire addio alle velleità di raggiungere la Final Four a scudetto. Mario? Direi proprio di sì, la classifica parla chiaro, 3 punti fondamentali per il Cortina che si presenta allo scontro diretto di sabato quantomeno con una buona attitudine mentale. Sì, questo era quello che si era perso durante la seconda frazione, che ha riconquistato nel terzo tempo il Cortina, che andrà sicuramente felice nello spogliatoio. Io penso che Masca avrà da ridire qualcosa comunque per questa prestazione non perfetta, che poteva essere messa nel congelatore molto prima. Il Cortina comunque vince con un rotondo 6-3 e legittima la sua superiorità sul Viviteno questa sera. Ricordiamo le marcature, poi vi daremo la buonanotte, daremo la linea alla regia e ringrazieremo per l'ottimo servizio anche di questa sera. Ronny De Zanna quindi è doppietta anche per lui, doppietta di Giftopoulos, Andrea Moser, Phil Pietroniro, e per il Viviteno i gol di Gander, Eisende e Dante Anun, il gol del 5-3, poi chiuso appunto a porta vuota con la marcatura, la doppietta personale di Remi Giftopoulos. Nelle altre arene della Alps Hockey League ricordiamo la vittoria del Feldkirch all'Ustenau per 3-1 e la vittoria del Lubiana in casa sul Renault per 7-2. Noi ci sentiamo sabato per la Hockey Night di Spinorama su Radio Cortina e ovviamente per seguirci nello streaming su hockeycortina.it. Sabato sera 20:25 ci saremo, Mario ed io ovviamente. Mario, ci sarai con me anche sabato? Se mi confermi, molto volentieri, anzi grazie Luca per questa bella occasione. Non avessi segnato 2 gol Giftopoulos, forse non ti avrei confermato, però. Guarda, 2 partite 6 punti al momento recita il mio tabellino, quindi molto mi autoconfermo almeno per qualche altro giorno. La buonanotte a tutti i nostri telespettatori, linea alla regia. Ciao.